Oggi è emerso proprio questo in questa manifestazione Energia in Circolo, una delle 8 manifestazioni che si faranno in giro per la Sardegna. Dire che il PAES, come si diceva, sono piccoli piani energetici che dovranno essere perfettamente integrati con quelle che sono le linee strategiche del piano energetico regionale che abbiamo approvato da poco in giunta e che porterà alla presentazione del piano energetico ai fini della VAS nei prossimi spero a fine mese, nei primi giorni di novembre. Quali sono le linee strategiche del piano energetico regionale? Metanizzazione, efficientamento energetico e obiettivo principale puntare a una Sardegna carbon free nel 2040. Questi sono i punti principali e il progetto Energia in Circolo ci aiuta e di supporto alla realizzazione vera, concreta del piano energetico regionale. Naturalmente ci sono obiettivi di sostenibilità, ci sono obiettivi immateriali e quindi di educazione alla sostenibilità, all'educazione ambientale. Lo stiamo facendo con i bambini, con i giovani, perché loro sono il futuro della nostra Sardegna. A loro è affidato la realizzazione di questi grandi obiettivi che il piano energetico si è proposto.